Albino Leppe Siena 1-0, Ascoli Triestina 3-0, Cittadella Pescara 3-2, Grosseto Atalanta 1-1, Sassuolo Regina 3-2, a Torino Padova batte Torino 2-0, Varese Piacenza 1-0, poi alle 18 sono appena cominciate Livorno Frosinone, Novara Modena, Portogruaro Crotone, Vicenza Empoli. Chiaramente vi terremo aggiornati su quello che sta accadendo sui vari campi, ma sono 4 partite che comunque non hanno alcuna influenza per quanto riguarda la testa e la coda della classifica. C'è un cambiamento di risultato, Mario? C'è già? Forse non lo sapevi, No, non lo sapevo. Adesso me lo diranno. Credo che Novara stia vincendo. Andiamo alla classifica con l'Atalanta al comando che vince questo campionato con 79 punti, Siena 77, ambedue promosse in Serie A. Poi Varese 60. Novara 70, Varese 68, Padova 62, Regina 61, Torino 58, Empoli Livorno 56, Vicenza e Pescara 53, Modena 52, Crotone, Cittadella, Sassuolo, Grosseto 51, Ascoli 50, Albino Leppe 49, Piacenza 46, Portogruaro, Triestina e Frosinone purtroppo sono già retrocesse in prima divisione, 40 punti per le due squadre Portogruaro e Triestina e 38 per il Frosinone. E andiamo ai marcatori. Quest'oggi ancora una doppietta di Piovacari che con i suoi gol ha tenuto a galla il Cittadella. 23 reti per Piovacari, capocannoniere del campionato. 19 Bianchi del Torino, 18 Bruscato del Vicenza, Calaiò del Siena, con 17 Bertani, Novara, Bonazzoli Regina, Cacia del Piacenza e Coralli dell'Empoli. Di un amichevole, quella tra Vicenza ed Empoli, che hanno regalato un pareggio comunque divertente. Tanti rimpianti per i toscani, partiti benissimo ad inizio stagione, con un'imbattibilità conservata per ben 15 partite, per poi crollare nella seconda parte di stagione. Ad Aieti va riconosciuto il gran merito di aver lanciato tantissimi giovani, uno più interessante dell'altro. Marchio di fabbrica dell'Empoli che da anni ormai funge da trampolino di lancio per molti campioncini venuti in Toscana a svezzarsi. Il mister dei biancazzurri lancia proprio in quest'ottica quelli con un minutaggio minore. Eppure inizialmente il Vicenza a fare la partita con il solito Elvis abbruscato che prima ci prova in rovesciata, poi prende il palo e infine riesce a bucare Pelagotti dopo essersi ritrovato davanti lo stesso portiere toscano grazie ad una pregevole palla in profondità fornitagli da Cellini. 19° gol in campionato per l'attaccante emiliano che con questo centro uguaglia il record di gol in Serie B di Stefan Schwok, idolo indimenticato qui in Veneto. La young band di mister Aieti però vuole dimostrare di valere già qualcosa. Allora è Brugman, uruguaiano classe 92, che pareggia i conti dimostrando di poter essere l'ennesimo campioncino nato in terra toscana. Bravissimo Lazzari a fintare la conclusione e a scaricare per Brugman che di sinistro batte Frattali sotto la traversa. Il secondo tempo regala qualche bella conclusione dalla distanza e poco più, non tali però da riuscire ad impensierire i due portieri. 18° pareggio per l'Empoli di Alfredo Aietti che la prossima stagione sa di poter ripartire da un organico ricco di giovani speranze che con un anno in più di esperienza potranno realmente puntare ai playoff. Il Vicenza dovrà acquisire la consapevolezza di non poter contare esclusivamente su Abbruscato, vero lusso per la serie cadetta, ma di dover costruire attorno a lui un organico maggiormente ambizioso. 10 anni di assenza dalla massima serie iniziano ad essere tanti.